Quando si inizia un'escursione bisogna tener conto di 3 fattori importantissimi: la consapevolezza delle proprie capacità fisiche, attrezzatura adeguata e meteo favorevole. Se anche solo una di queste viene a mancare, la scelta migliore è quella di tornare indietro. In montagna rinunciare non significa sconfitta, ma bensì regalarsi l'opportunità di poter tornare la settimana successiva. E questo è quello che è accaduto oggi. Allora, io invece di riprendere la strada dovrei riprendere la faccia di Creep che è in apnea. Ragazzi, guardate qua lo spettacolo che abbiamo, c'è una roba wow, incredibile, bellissimo. Questo è un regalone. Cristina, puoi dire qualcosa se vuoi? Quando arriviamo. Questo intanto per riscaldarci, perché adesso comincia a fare veramente freddo, quindi cici. Buono. Sei pronta? Andiamo ad andare in Alaska. Allora, stando attenti di non fare lo scivolone in diretta, perché siamo in discesa con la neve, siamo tappati come se dovessimo andare in Alaska e in verità ho già caldissimo io, però vabbè, ci ha sorpreso la neve, ma soprattutto la nevicata. Abbiamo lasciato la macchina un po' prima del punto di partenza, perché qua la strada ci sono almeno un 3-4 cm di neve, mi seccava eventualmente dover in un secondo momento mettere le catene per fare 150 metri, anche no. E noi siamo direzione, non si sa, si sa, Partiamo da Val di Lauco si sa. e per prendere il sentiero 165 che ci porterà al Monte Tribil e da lì dovremo fare un giro ad anello prendendo dopo il 166 che ci riporta qua a Val di Lauco. Però intanto partiamo, vediamo cosa troviamo. Perché mi sa che è una giornata ricca di sorprese. Sì, infatti. Vediamo un po' come vabbè, dai. Tanto andiamo. Andiamo. Allora, dai, lasciala in pace che non te la dà. Allora, benvenuti in Val di Lauco! Il nostro programma era quello di partire da Val di Lauco prendendo il sentiero CAI 165 e raggiungere Malga Klaupa. Da lì avremmo proseguito seguendo una traccia nera verso il Monte Tribil, 1747 metri di quota. Raggiunta la vetta ci saremmo poi ricongiunti al sentiero 166 che ci avrebbe portato fino agli stavoli Ayers. Una lunga traversata ci avrebbe riportato alla fine alla macchina. Amore, secondo te dobbiamo portare le ghette? Guarda che è anche un po' colpa tua. Allora, giusto per farvi capire, noi siamo partiti da qua e proseguendo lungo il sentiero abbiamo risalito questa conca per poi iniziare a prendere il sentiero che tira verso su 165. Niente, qua ghette lasciate a casa e ciaspole lasciate a casa, complimenti, dilettante allo sbaraglio. Adesso arriviamo alla Malga e vediamo un attimino cosa fare. Arrivati in prossimità di Malga Klaupa ci siamo resi conto che proseguire sarebbe stato uno sbaglio. La neve era sempre più alta ed effettivamente noi eravamo in netto ritardo sulla tabella di marcia, quindi la decisione è stata quella di tornare indietro. Allora, per farvi capire, noi avremmo dovuto fare tutta questa dorsale per poi proseguire lungo il sentiero, scendere giù, arrivare a quelle case lì e dopodiché fare tutta la traversata nel bosco per ritornare alla macchina. Allora, il tempo non lo permette, le situazioni in neve non l'avevamo valutata, cioè pensavamo che avesse nevicato, però
non così tanto, quindi non abbiamo portato attrezzatura, non abbiamo portato nulla e quindi abbiamo deciso di ritornare indietro. Vediamo adesso se andare alla Malga oppure no e poi rientrare da dove siamo saliti. Quindi via si parte. A volte ritornare indietro non è sbagliato, ma è una scelta saggia. Comunque abbiamo quasi lasciato il Sassolino del Sorriso, ma questo ve lo spiego poi in un altro video. E siamo tornati indietro. Questo giro lo torneremo a fare sicuramente perché la zona ci è piaciuta tantissimo e noi non siamo gente che lascia i conti in sospeso, quindi è solo un arrivederci. Allora, non abbiamo fatto quello che volevamo fare. Pazienza, perché in verità non eravamo equipaggiati, non pensavamo di trovare su così tanta neve che arrivava quasi fino al bacino, quindi abbiamo deciso di lasciar stare, di non fare appunto il giro ad anello, che comunque è abbastanza impegnativo perché è lunghetto. Sono 12 km senza la neve. Con la neve le tempistiche sarebbero state troppo lunghe e saremmo tornati indietro con il buio, con la frontale, con il freddo anche, no? Dato che lungo la strada abbiamo trovato, forse aperta, un'osteria super figa dove andremo a berci un bicchierino. Speriamo, vediamo. Beh, definirlo un'osteria non è proprio corretto perché ci siamo trovati dinanzi un locale curato e accogliente con una carta ricca di proposte molto interessanti. I titolari gentilissimi ci hanno con entusiasmo raccontato la storia di questa struttura e la passione che da generazione a generazione ha permesso di realizzare un ambiente magico e coccoloso. Ah sì, la struttura dispone di camere ma soprattutto una zona relax con sauna panoramica e idromassaggio. Noi, però, non contenti, al ritorno ci siamo fermati a Pagnacco per festeggiare alla grande il 60° Pignarol fatto il 7, perché il 6 pioveva. Il 2024 non poteva iniziare meglio di così. Il giro lo rifaremo, ve lo prometto, inserendo tutti i dati tecnici e la cartina inerente. Come sempre, iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima! Allora, guardandoti nel video qua, nessuno penserebbe che pesi 60 kg. Cioè, hai visto? Ma tutto quello 60 kg? Come pesi 60 kg? Quanto pesi? Tutto quello che vedete? 52. Tutto quello che vedete è abbigliamento. Non è farina del mio sacco. Sono 12 giubbotti sotto. 1, 2, 3. No, basta. No, ce ne sono altri, ma non ve li faccio vedere.